Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta da Cetraro, stiamo per trasmettervi la partita, la seconda partita di campionato Serie C, dove si affronteranno Volley Cetraro contro la Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Qui con me come sempre Renato Gallo. Sì, buonasera a tutti, siamo nel palazzetto di Cetraro, tra Cetraro Marina e Cetraro Superiore, siamo in attesa dell'inizio della partita, ci stiamo ancora sistemando. Un palazzetto molto accogliente qui a Cetraro, come potete vedere, tribune ben sistemate, il campo in parquet, mentre le due squadre si stanno riscaldando. Possiamo vedere gli impegni, la classifica, le giornate di ieri e di oggi, le partite Sì. di ieri e di oggi. Manda i risultati di ieri nella seconda giornata. Oggi giochiamo solo noi, si sono già disputate a Belvedere, Volley Belvedere Montalto 3-0, Volley Paola Bisignano 2-3, Roccella Rossano 3-2, Lamesia Volley Pro Volley Crotone 3-0, Diamante Sport contro Virtus Lamesia 3-1 e Corigliano Volley contro la Pallavolo Milani 3-2. Quindi c'è già una classifica, tanto c'è il fischio dell'arbitro, quindi siamo quasi per iniziare la partita. Allora, a 6 punti c'è il Belvedere, 5 punti Bisignano, 4 punti Rossano, 4 punti la Pallavolo Milani, 3 Cinquefrondi con una partita in meno, Lamesia Volley 3, Polisportiva Montalto 3, Diamante Sport 3, Cetraro 2 ovviamente con una partita in meno, Roccella 2, Corigliano 2, Virtus Lameso 1, Volley Pala 1, fanalino di coda il Crotone a 0 punti. Ed eccoci di nuovo nel campo dove le squadre sono pronte per il loro ingresso. Tra l'altro oggi si inaugura la divisa della Jolly, Renato. Sì, andiamo a fare subito un primo piano. Varamo con il numero 4 come l'anno scorso. Vediamo Pugliatti, Cimino con il 10, Barrega con il numero 1. Ovviamente i vari sponsor sulla maglia. Squadre pronte a bordo campo, non riusciamo a prenderle tutte, il palazzetto è molto stretto. Serve una cam grandangolare, Renato. Sì, non possiamo andare più su di noi ci sono le travi. Della copertura del palazzetto, un palazzetto basso, quindi oggi vedremo palle che finiranno Eccole qua, sul tetto. squadre. E si inizia, primo arbitro Mazza Antonio, Tagimigliano, secondo arbitro Donato Elena da Lamezia e Mazza Antonio da Bisignano. Gimigliano, Bisignano, sempre Gliano. Squadre saluti, non ci dovrebbe essere lo starting six, quindi lo diciamo noi. Volley Cetraro che parte con il Vabbè, ci siamo capitano, prima noi probabilmente, Gabriele. capitano alzatore Giglio, Monetta posto 4, numero 7, numero 18 Buttazzo il centrale, altro centrale grande, numero 16, numero 11 Cilento l'altro posto 4 e il numero 4 Capparelli l'opposto, i due liberi Candente e Ruggero che si alternano in fase di difesa e ricezione. La Jolly, aspettiamo che entri in campo così almeno vediamo se ci sono sorprese o no. Per la Jolly Melara in tribuna a causa di un infortunio. Sì, un infortunio al ginocchio che per la giovane età non ha lamentato dall'inizio. Sono 10 giorni, 15 giorni che ha questo dolore ma non ha detto nulla. È stato richiamato ovviamente da tutti i dirigenti.
e al suo posto Raffaele Zangari. Allora, vediamo Altro un po'. giovane, Abbiamo Pugliatti, classe 2003. Giacomo Varamo, Cimino, Barreca, Puntorieri. Orlando, puntorieri, certo, il libero ancora non in campo, è a bordo campo, e Remo, Allarga, Renato, il allarga. piccolo Remo. Per Peppe Orlando, Renato, derby. Eh sì, Lui viene siamo da Cetraro. stati accolti dalla mamma e dal papà di Orlando, che ci hanno offerto il caffè. Derby personale, ovviamente nessuna tensione per lui, ne ho già parlato, sei un po' teso, no? Magari l'aria di casa, invece no, tutto tranquillo per lui. Ed è Remo a partire al servizio, quindi Jolly che parte al servizio. Remo Fabio Paolo. Detto Bagaia, perché il piccolo Remo, ricordiamo il fratello che ha giocato a Cinquefrondi. Eccolo qui, subito la sua Ecco, spin. prima palla. Primo tempo con Cade a terra. il numero 18, Buttazzo. Eh sì, nel riscaldamento abbiamo visto che i centrali si trovano bene, quindi dovremo fare buona guardia, anche perché il 18 è Buttazzo, è molto alto. Al servizio in questo momento è Capparelli. Molto alto il pallone. Pugliatti sceglie e trova Cimino. Provano il recupero nella parte del Cetraro, non ce la fanno. E quindi punto Jolly, uno pari. Barreca al servizio. Centrale Cinquefrontese. Pallone flottante verso il numero 11 del Cetraro. Tacco ottimo da posto 4 del numero 7 Monetta. Ed è 2-1 per la squadra di casa. È proprio Monetta ad andare al servizio. E lascia sfilare Remo. La palla termina poco prima della linea di fondo. 3-1. Oggi invece nel team dell'edicola, senza in regia, salutiamo Annalisa. Siamo io e Renato. Monetta ancora al servizio per Cetraro. Ancora pallone flottante, tocca il nastro, Pugliatti come può. Remo, salta in alto, no, perdono, non è Remo. Numero 19 Giacomo, Orlando. no, era Giacomo Varamo, numero 4. Avevo visto il 19 io. Ma ottimo recupero di Pugliatti. 3-2. Claudio Cimino al servizio. Capitano Cimino. E si Spin. ferma sul nastro. Ha forzato troppo, ha saltato male. Pallone che finisce sulla rete 4-2. Centrale Buttazzo. Sì. Non salta. E si ferma anche questo sul nastro. Cercano il nastro. 2 errori consecutivi al servizio. Prima la Jolly con Cimino, poi Cetraro con Buttazzo. Ora al servizio Varamo. Giacomo. Flottante anche lui, in difficoltà l'alzatore nonché il capitano Gio. Pallone recuperato, Gio tenta il pallonetto, c'è il muro di Remo. Invager, ottimo l'attacco, copre bene Puntorieri. Gio sceglie il primo tempo, messo a terra in maniera ottimale da Grande. Grande è il nome ovviamente. 5-3 punteggio. Giglio al servizio. Varamo in difficoltà, attacca Campanile Orlando. Giglio sceglie l'attacco da posto 2, c'è l'ottimo muro della Jolly.
in bagger Giglio, ancora da posto 2, copre Puntorieri, cercato da dietro Cimino, ottima azione della Jolly, gestisce bene Bugliatti ed è 5-4. Trovato il capitano della Jolly e adesso al servizio Peppe Orlando, da noi soprannominato Orlando Furioso. La spin di Orlando, out. 6-4. Cilento al servizio, spin anche per lui, trovato il nastro, Varamo all'ultimo secondo, poi Remo, Bugliatti costretto al palleggio. Malinteso. Free ball, vediamo come la sfruttiamo. Si insacca questa schiacciata del giovane Remo per il 6-5. E beh, c'era stato anche il malinteso tra Giglio e posto 2. Bugliatti al servizio. Brutta la ricezione. Giglio come può, costretto Altra al free ball. palleggio. Murato, Remo. Cimino cercato Cimino. e trovato. Pallone che cade sulla sinistra del numero 11 Cilento e Jolly che riaggancia a 6 pari. Bugliatti quindi +1 per la Jolly. Cilento riceve, Giglio, tacco da posto 4, c'è il muro e c'è anche la copertura. Giglio in bagger, di nuovo da posto 4, Puntorieri in bagger, è out. 7-6 il punteggio, qui siamo in diretta da Cetraro, avanti la squadra di casa di 1 che adesso va al servizio con grande il sì. centrale. Ancora nastro, pallone che torna nel campo del Cetraro. Primo tempo Murato 4-4. nastro? Sì, 4 tocchi, attacco di primo tempo che non riesce alla formazione di casa e quindi 4 tocchi. Remo al servizio, salto e out. Di nuovo, troppi errori al servizio della Jolly, ennesima spin buttata via. Sia Cimino, sia Remo, sia Orlando, tutti fuori con la spin. Pallone flottante, sbaglia in ricezione Varamo ed è ace del Cetraro con il numero 4 Capparelli, l'opposto. 9-7 il punteggio. Ancora Capparelli, rincorsa, pallone ancora flottante ma stavolta è out, può respirare la Jolly. 9-8 che adesso va al servizio con il suo centrale Barreca. Pallone flottante sul libero, pallone che torna nel campo della Jolly, disattento il muro, mette la mano se non mi sbaglio Giglio, sì, e manda il pallone nel campo della Jolly e di nuovo +2 del Cetraro. 10-8 il punteggio, a servizio Monetta. Su Varamo, preso di mira, costretto all'alzata in bagger, Remo attacca Varamo, c'è il tocco del muro. Beh, gli è andata bene a Varamo, ha caricato troppo
e poi tocca il muro e pallone out. 10-9, Jolly al servizio con il capitano Cimino, stavolta non la forza, pallone flottante, ancora piccolo duello aereo, le proteste di Giglio, ma non pallone out. Non mi è sembrato che sia stato toccato dalla Jolly. Nemmeno a me. Cimino ancora. Stavolta il pallone è buono, c'è il muro della Jolly, copre però Monetta. Bagher rovesciato a rimandare il pallone nel campo della Jolly. Orlando, bravissimo qui a scavalcare il muro e trova il vantaggio della Jolly. 10-11. Cimino. Ancora pallone flottante, sempre in quella zona. Dio trova l'opposto, Murato. È ricercato ancora Cilento. Poi, punto. E come avevamo preannunciato, soffitto basso, i nostri non sono abituati a soffitto così basso a travi. E quindi riaggancio Cetraro. Riceveremo Pugliatti, sceglie e trova Varamo, pallone che si ferma sulla rete e quindi 4 tocchi, 12-11, avanti di nuovo Cetraro. Pallone flottante su Remo. Primo Orlando. tempo. L'Orlando furioso, Renato. Sì. 12 pari, gioca il suo derby personale Giuseppe Orlando. E infatti hai sentito un urlo. Peppe. Saluti degli amici. Cambio Renato, cambio al servizio, esce Varamo. Entra Mercurio. Esordio di Mercurio in campionato. Spin per lui, molto forte, tenuta bene. Out. Ha provato ad allungarla Giglio, questo pallone non ce l'ha fatta, il pallone va a finire out e quindi sorpasso stavolta della Jolly. 12-13. Ancora Mercurio, tenuta anche questa, Giglio, attacco centrale, funziona molto bene dalle parti del Cetraro. E di nuovo un primo tempo messo a segno. 13 pari, a servizio il capitano Giglio, quindi Cetraro in +1. Mercurio riceve, ricercato Remo, tocca il muro del Cetraro e ancora Jolly avanti, 13-14. Peppe Orlando al servizio. Pallone flottante, stavolta non la forza, sul libero, non benissimo. Attaccato e tenuto molto bene. Barreca si fa sentire anche lui. Pallone che va a finire sul muro e cade a terra poi. 13-15. Ancora Orlando. Stavolta cambia zona, quindi a posto 1. Out. Tocco del muro. Invasione? Sì. Accorcia Cetraro, 14-15. Cilento al servizio. Spin per lui, su Mercurio. Pugliatti sceglie e trova Remo.
C'è un'invasione. Subito tornata. Prima l'invasione al muro della Jolly, poi l'invasione al muro del Cetraro. Oh, grande. Oh, il numero 7 Monetta. Tanto Pugliatti si prepara al servizio. +1 quindi per la Jolly. Oh, ace. Cilento. Cilento Cilecca questa palla. Primo time out 14-17. Time out chiesto da coach Tundis, che guida la squadra del Cetraro nella Jolly. Torna in panchina Giacomo Tomasello dopo la squalifica della scorsa giornata. Sì, una squalifica che doveva scontare dallo scorso campionato. Avevo chiesto un aiuto per i punti, ma non ce la facciamo, non è perché fattibile. devi controllare pure i nomi, no? Devo controllare i nomi. Oggi tutto alla regia abbiamo Gabriele che vi manda. Stai facendo anche il tabellone, Gabri? Yes. Quindi tabellone e replay, riprese Renato, commento Renato e Gabriele. Manca Annalisa e quindi siamo un po' impacciati. Rientrano in campo le squadre, ancora Jolly in +1 e quindi Pugliatti al servizio. La tiene bene la ricezione del Cetraro. Mani fuori. Ennesimo mani fuori. 15-17. Continua ad arrivare gente al palazzetto, come potete notare. Sì. Non segno più i punti, Gabriele. Riceve Puntorieri. Pugliatti Cimino, verso Cimino, sì. viene Murato. Murato, ma non c'è copertura sotto rete. Manca. Sta mancando tantissimo la copertura. L'autocopertura, Cimino era sbilanciato all'indietro. Sì, ma il Cetraro sta facendo la maggior parte dei punti per la copertura mancante della Jolly. E il pallone out, lunghissimo il pallone del numero 16, grande. Rientra Ruggero, il libero, e Remo al servizio. Doppio libero nel Cetraro. Tacco da posto. Tanto muro di Cimino ci riprova, ma c'è buona guardia di Puntoriero. Cimino con un Cimino colpo cerca, soft, butta sì. la palla di qua e alla fine Capparelli. È stata una bella azione, ottimi scambi tra le due squadre. Cetraro che accorcia di nuovo e va al servizio con Capparelli, che ha appena schiacciato. pallone flottante, Mercurio, Pugliatti verso Cimino, tocca mani il muro. out di Claudio Cimino. Barreca. Cambio. Rientra in campo Varamo ed esce Mercurio. Giacomino. Salutano. Ecco, saluti per Bruna a Roma dal papà di Peppe Orlando. Anselmo Barreca, male il libero. Free ball. Ruggero. Cimino, Out. ma è out. Tocco? No, c'è invasione. Segnato dal secondo, segnalato al primo arbitro. E ancora Barreca al servizio per il 5 pronti. Palleggia Barreca, è pronto? Libero. Sempre lì. Sì, conflitto tra Cilento e il libero Ruggero. È stato preso di mira Ruggero. Bravo Anselmo a piazzarla lì in zona di conflitto. 17-21, ancora Barreca, stavolta non sul libero.
Out. C'è il tocco, C'è il tocco, Sì, sì, sì. si accusa Peppe Orlando. 18-21. Monetta al servizio. Su puntorieri, Oh, male. oh, oh. Ah, non non sfruttano. va a finire di là, sì. A posto 4 l'attacco. Dai, E guarda un mani po'. out. Guarda un po' cosa continua a mancare nella Jolly. Continua a mancare sempre quella copertura Ma era dopo del tocco del muro. difficile con la copertura fuori campo, Gabriele. Romani out. Vabbè. Formazione chiede Cimino. Abbraccio di gruppo nella Jolly. Vuole spezzare un po' il ritmo della squadra avversaria, la squadra cinquefrontese. Monetta al servizio per il Cetraro. Paramo. Pugliatti sceglie e trova Cimino. Chiude il braccio molto bene. Ed è 19-22. Eccolo qui, l'abbiamo rivisto nel replay. Ed è proprio Cimino ad andare al servizio. Scelto ancora all'opposto. Numero 11 Cilento. Della coppia Orlando Pugliatti. Palla a terra, 19-23. Cilento Murato. Time out. Secondo time out. Chiesto da coach Tundis. Quindi non avrà più time out a disposizione in questo set. (19-23), squadre di nuovo in campo dopo il time out chiesto dalla squadra di casa. Cimino al servizio per la Jolly Cinquefronti. Pallone flottante di nuovo sempre sul libero. Primo tempo, stavolta tenuto in gioco. Varamo scelto da puntorieri. Oh! Brutto la copertura. Ma non lo so se... Pugliatti sceglie e trova Peppe Orlando. Wow, che tuffo. Attacca l'opposto. Capparelli, ma attacca male. Era sbilanciato. Ed è 24esimo punto per la Jolly. Comunque da sottolineare un gran tuffo del libero del Cetraro. Oh, Riceve, grande attacca. muro. Riceve, attacca. Block. Cilento ha ricevuto ed attaccato, poi trova, finisce. deve fare i conti con il muro della Jolly. 19-25 il primo set qui in diretta dal palazzetto Giordanelli di Cetraro. Squadre che erano partite punto a punto, Renato, Sì, a giocarsi questo set. io non ho ottenuto il conteggio dei punti, mi sono fermato al 14-17. Sono partiti punto a punto e poi la Jolly si lancia via, prende il distacco dal Cetraro. Sì, sul 13-13 c'è stata poi una progressione della Jolly che ha mantenuto sempre le distanze.
Poi, se non mi sbaglio, un +3 della Jolly, costretto al time out coach Tundis, coach del Cetraro, ha sgridato i suoi, ma la Jolly ha continuato la sua progressione in questo set fino ad arrivare al 19-25. Vi ricordo intanto di seguirci sulla nostra pagina Facebook Edicole di Pinuccio, sulla nostra pagina Instagram, iscrivetevi anche qui su YouTube, continuate a seguire il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Si scherza in tribuna qua tra gli amici dei giocatori del Cetraro, che appena schiacciavano un pallone tutti quanti a gridare "Ehi!". Non so se si sentiva, penso di no. Sì, moltissimi giovani, Gabriele. Eccoli qua, li state vedendo proprio Questi in sono basso gli allo amici schermo. di Peppe, che si spostano ovviamente dalla parte del Cetraro dopo aver salutato Peppe. Allora, sistemato il monitor, Gabriele, ora riesco a vedere qualcosa. Squadre di nuovo in campo, penso siano con lo stesso starting six dello scorso set. Numero 18, c'era anche prima se non mi sbaglio, sì, Buttazzo, sì, quindi stesso 6 dello scorso set per il Cetraro, quindi Giglio, Monetta, Buttazzo, Grande, Cilento, Capparelli e libero di difesa, se non mi sbaglio, Candente. Nella Jolly, Cimino, Puntorieri, Peppe Orlando, Chi è Pugliatti, in battuta? Varamo e Remo. Riceve Varamo, Pugliatti sistema il pallone, attacca Varamo. Mamma. Hop. Oh, vediamo se Remo riesce a rimandare di là. Sì, Sì, ce la fa, ottimo recupero da parte dei giocatori della Jolly. Poi c'è un altro attacca money il numero out. 11, bravo Pugliatti. Come può Orlando, poi in baga il rovesciato Remo. Primo tempo Il primo stavolta tempo del centrale. La Jolly era scomposta, disordinata per via di questi recuperi. Eh sì, molto pressante gli attacchi del Cetraro, ottimi recuperi da parte della Jolly, ma alla fine il primo tempo è stato molto sufficiente. 1-0. Oh, Cimino, Sul muro, Pugliatti verso Giacomo Varamo toccò. Money out. Buona costruzione, Pugliatti distribuisce palloni. Gabri, tu sei un ex giocatore. Ex? Ti sei ritirato. Cimino al In servizio. seconda media, Renato. In seconda media ti sei ritirato. Sì. Claudio Cimino, pallone flottante. Brutta La ricezione. del numero 11 Cilento, non può far nulla. Giglio a sistemare. Di nuovo Cimino al servizio per il 2-1. Ancora Cimino, Toccò Nastro. Nastro.
Attenzione a questa alla ripresa. Bravissimi. E ovviamente tenta la palla lunga, Pipe Remo. una pipe spinta. Pallone che torna nel campo della Jolly. Malinteso con Orlando. Meno male che l'ha rimandata di là. Mani fuori. out. Continua ad avere, se non mi sbaglio, un po' di confusione la Jolly. Sì, in questo caso la palla è rimasta lontana da Orlando, che in discesa è riuscito a rimandarla dall'altra parte. Servizio Getraro. Giacomo, bravo. Duello aereo, Orlando la rimanda di là. non ce la fa Pugliatti in questa schiacciata dei 3 metri. Chi era Gabriele? Il 16? Grande? No, grande è un centrale. Non l'ho visto. Da questo lato non riesco a vedere i numeri. Mentre dall'altro lato ci riuscivo. 3-2. Cilento al servizio. Sul remo. Orlando malissimo. Nell'altro campo Orlando anticipa pure il suo compagno di squadra Pugliatti. Aveva il pallone davanti, decide di alzarla lui, ma la alza male verso Varamo. 4-2, ancora Cilento. Sul remo. Pugliatti, Giacomo, Varamo, Murato. Ci ripropone Giacomo. Che Bravo dopo Varamo. essere andato a scuola del primo anno Sasa Roberti l'anno scorso con www.lagana.it è stato bravo, molto bravo Varamo a chiudere il braccio. Proprio Varamo al servizio, sì. Forte. L'ho persa. Forte. Su Cimino, non mandare le play che non c'è. Ormai l'ho mandato. Mi ero distratto guardando la partita non nel monitor, per cui gli occhi erano da una parte e la telecamera dall'altra. Su puntorieri questo servizio, Pugliatti sceglie e trova Remo, ma viene murato ancora una volta. Non c'era nessuno sui 3 metri. Ed è 6-3. Pallone che sbuccia via dopo il muro, ma va in campo. Grande. È Fuori. out. Pallone molto lungo. E quindi interrotta la striscia positiva del Cetraro. 6-4 il punteggio. Con Orlando al servizio. Che ancora non abbiamo visto l'Orlando furioso, Centrale. Ha provato Varamo, ci ha provato. Ha messo lì la mano, ma il pallone era abbastanza veloce. Eccolo, l'abbiamo rivisto anche nel replay. 7-4 il punteggio. Bisogna cambiare marcia, mentre al servizio è il numero 4 Capparelli. Lasciano spilare 8-4. Primo time out di Tomasello. Tomasello in due. chiama il primo time out della partita per lui, dopo i 2 chiamati nello scorso set dal coach Tundis. Sull'8-4 dà spiegazioni a Orlando in particolare, come potete notare. A tutti? Ora parla con gli altri. Fischia il secondo arbitro Donato. E squadre che tornano in campo sull'8-4. Al servizio il Cetraro, pallone salta out. 8-5 il punteggio qui in diretta da Cetraro.
Jolly in +1 in questo momento. Infatti c'è Pugliatti al servizio. Pallone flottante sul libero. Alzata in Bagher, tenuto bene in gioco da Pugliatti. Puntorieri, poi Remo. Ancora in Bagher. Out. Sì. Carica troppo. Chi era Capparelli? Numero 4, sì, Capparelli carica troppo. Senza muro. Sì, c'è stato mezzo muro nella Jolly, ma pallone out. Pugliatti sempre in quella zona. Doppia. Una doppia. E quindi Jolly che accorcia le distanze. -1 dopo il time out chiesto da coach Tomasello. Ancora Pugliatti al servizio. Sempre sul libero. Sì. Attacca il numero 7 del Cetraro. Block della Monetta. Jolly. Schiaccia Monetta, muro Jolly. Riagguantato il Cetraro, 8 pari. Tentato il recupero dopo il muro, ma non riuscito. E quindi parità tra le due squadre. Pugliatti ancora con la sua flottante molto tesa. In Bagher Giglio. Pallone spinto, out. Mamma mia, malissimo che errore, da che errore. Capparelli. E quindi Jolly che passa in vantaggio per la prima volta in questo set. Pugliatti ancora. Sempre sul libero. Ruggero libero. Pugliatti sceglie Cimino. Perde l'equilibrio pure perché il pallone era un po' arretrato, ma schiaccia alla perfezione. Impatta alla grande il pallone. 8-10. Sì. Dopo la striscia lunga della Jolly con Pugliatti a servizio, chiede time out coach Tundis. Quindi time out chiesti, uno per parte, uno da mister Tomasello, uno da coach Tundis. Dopo la lunga serie della Jolly, time out spezza anche il ritmo che stava avendo la squadra cinquefrondese. Squadre che rientrano in campo. Tanto stavo spiegando al papà di Peppe Orlando, che mi faceva vedere sul cellulare che c'era un ritardo. Vabbè, normale. È normale perché viene registrato, bufferizzato, così si dice in gergo, sui server. Pugliatti. E poi rimandato. Primo tempo out. Out. L'hai preso? Posso mandare? Non penso. Ok, non lo mando. 11° punto della Jolly. Per cui sta dicevo, soffrendo Cetraro. Per cui dicevo, è una diretta con 4 secondi di ritardo, dovuto appunto al conflitto di nuovo, sempre tra il numero 11, tra Cilento e Ruggero. E quindi già sfruttato, anche nel primo set Pugliatti aveva fatto la stessa cosa, ha battuto nella zona di conflitto. E soffre in questa rotazione, Cetraro. Ancora di Pugliatti. nuovo, sempre su Ruggero, che era una doppia. Era una doppia. Doppia. Il pallone ha fatto una rotazione nel momento della spinta. 8-13, ancora Pugliatti. Sempre +1 Jolly. Una parata. Sì. Puntorieri Per buona guardia. Costretto al Bagher Remo. Di qua. Vediamo, non è il primo tempo. C'è pallonetto, c'è anche la copertura Pugliatti. In alzata Puntorieri. Ottimo l'attacco. Chi c'è di là? Ancora a Pugliatti a coprire. Remo, Murato, out. Muro, mani out. Remo tira fuori il remo da una
anzi la pagaia dà una pagaiata al pallone che prende le mani del muro e si impenna. 8-14. Come siamo coordinati. Pugliatti ancora, Fatemi sempre scrivere. su Ruggero. Pallonetto coperto da Pugliatti, sempre lo stesso capitolo. Cimino tenta il pallonetto, Gli riesce. tentano l'autocopertura, Monetta del muro porta fuori tempo Ruggero. Infatti 8-15. si è sentito un no esclamato così tanto forte dal Sì. libero Ruggero, perché pensava andasse in autocopertura il muro del Cetraro. Tanto si ripulisce il campo. Io aggiorno la mia cartellina che ha pochi punti. Pugliatti ancora, stavolta ha coperto il libero Ruggero che era in difficoltà. Paramo, Pugliatti, sistema c'è il una- pallone. Probabilmente mette in giù. discesa, non so se si era mossa già prima la palla, mi è sembrata in discesa Pugliatti con la spalla Ha toccato ha la toccato rete. la rete, non so se si rivede nel replay. Sta di fatto che la Jolly avanti di 8 e altro time out chiesto da coach Tundis che non riesce a respirare più. Cetraro, una lunghissima serie della Jolly con Pugliatti al servizio, la sua palla flottante che ha messo in difficoltà Ruggero. Vediamo cosa dirà ai suoi coach Tundis, vediamo soprattutto se Cetraro riuscirà ad interrompere questa lunga serie della Jolly. Squadre di nuovo in campo. Vediamo Pugliatti di nuovo se va sul libero, su Cilento, Però su in quella zona sì. Oh, attacco. Copre numero Pugliatti di 11 nuovo. Cilento, Puntorieri, bella l'alzata. è out, peccato questo lungolinea di Remo, ha cercato l'incrocio, è uscito di poco, Stavamo vedendo finisce la lunga serie. la Sì. serie di Pugliatti. Stavamo vedendo sempre lo stesso copione. Pugliatti che batte sempre in quella zona, poi l'attacco del Cetraro Attento perché se è un che copione copre lo Pugliatti. bocciamo. Poi Pugliatti che copre pure sull'attacco e alzata i puntorieri. Puntoriero Cimino, pallonetto, Olè. e di nuovo portato fuori tempo il numero 4 Capparelli dall'autocopertura. 17. 9-17. Remo, spin. Out, colpisce male, traversa nella porta di calcetto. Dieci 17 con l'errore a servizio di Remo. Out, completamente out. Mamma mia, sbaglia tutto. Ne scrivo due contemporaneamente. Buttazzo, la buttazza via. Era Buttazzo? Sì. 10-18. Cioè, cambio, esce Barreca ed entra, questa volta lo diciamo bene, Laurendi. Laurendi, pardon se ti abbiamo chiamato nelle scorse partite malivindi, ma ci hanno dato questi nomi. Ecco qua, per primo la piano gioia meritato. di mamma e papà. Sbaglia. È entrato per il servizio, ha tentato una float però spin. Sì, Una a fil di rete, abbastanza doveva bella. passare a fil di rete. Non è passata. 11-18. E rientra Barreca che poi lascia il posto ovviamente al libero puntorieri. Cambio effettuato. Tutto pronto, segno il secondo e si parte. Pallone Paramo. flottante su Paramo. Pugliatti, attacco centrale. Orlando, eccolo l'Orlando furioso. Eccolo qua.
Ci mancava questa rotazione veloce di Peppe Orlando. Torna ad essere furioso e mette a terra un grande pallone. 11-19, pardon, non ho messo l'11. Tacca il numero 4 Capparelli, non passa il pallone e quindi 4 tocchi, 11-20 il punteggio. Partire al servizio Cimino. Male la ricezione, riesce a sistemare Gio. Pugliazzi dall'altra parte verso tenta. Sì. Era un po' in controtempo. Il muro. Vai che buona. L'ha presa Puntorieri. L'ha presa. E prova la pipe Remo. Bravo, ha tentato. No, non era Puntorieri, era Santa Croce, Renato. Era entrato Santa Croce? Il sì. tuffo? Non sì, l'avevo sì. visto, caspita. È per questo che si è arrabbiato. Perché aveva recuperato un grande ma io pallone. guardavo il monitor, li vedo tutti e due rossi. Sì. Ma ora faremo prossimo ingresso. Orlando ecco che si Furioso. insacca di nuovo. L'Orlando Furioso. 12-21. Non vi preoccupate, mamma e papà, che appena rientra, eccolo che è rientrato. Gli facciamo un bel primo piano. Vai Ale. Aspetta che c'è il replay. Eccolo qua, Alessandro Santa Croce. Eccolo. Salutiamo ovviamente mamma e papà che ci guardano. Al Mercurio intanto è entrato ed è al servizio. Al posto di Varamo, sì. Prova la spin. La spin. La sua solita spin. La spin troppa. La spin non c'è troppo. La spinnata, Renato. La spin non c'è troppo. 13-21. Di là il centrale è grande al servizio. Sul Mercurio. Tocca il muro, copertura. Zattenbacher costretto al palleggio. Puntorieri questa volta. Remo tenta di nuovo. Stavolta l'hanno. Duello aereo. Pallone recuperato ancora. Attacca poi Monetta. Puntorieri. Inbagher. Remo rimanda di là. Pallone corto. Attenzione al primo tempo, ma c'è copertura. Pugliazzi verso Pugliazzi. non si sa chi. Verso non si sa chi. Non so chi. Che cosa abbia chiamato l'arbitro, non lo so. sinceramente. Perché non lo so. Mi sembrava... invasione. Di piede? Di piede, sì. L'ho visto nel replay. Tutto? Sì, tutto il piede di Remo. E beh, c'era Pugliatti che... Puntorieri. Pugliatti. Remo. Tenta... Malissimo. Stringe troppo questa schiacciata, voleva i 3 metri. E ora rilassiamoci un po', non cerchiamo più colpi d'effetto. Sì, perché si è rilassata la Jolly. Sì. Avendo questo lungo vantaggio di 8, eravamo sul siamo a 15-21. Puntorieri male. Inbagher poi Remo attacca Cimino, ma dà un colpetto alla palla e il colpetto non basta per mandarla di là. Dai. 16-21. Stavolta la serie è della Cetraro, ma con un grande colpa Jolly comunque. Vediamo di recuperare. Pugliatti. Una doppia. Continuano gli errori della Jolly. 17-21. Fossi stato Tomasello avrei chiamato time out, ma aspetta ancora un po' il coach cinquefrondese. Cetraro al servizio con Grande, il centrale. Del resto numero 3 cosa? Non lo so, non so che cosa cercava l'arbitro. Grande su Puntorieri, sistema il pallone Pugliatti, ma l'azzardo è troppo arretrata per Orlando ed è 18-21. Completamente addormentati. Ecco il time out che cercavamo. Stavo dicendo prima, del resto uno che si chiama Grande. 20 flessioni domani. Gabriele, queste sono. Domani 9, non si allenano, martedì. Martedì saranno almeno 20 o 30 flessioni. Uno che si chiama Grande, che ruolo può fare Renato nel Cetraro? Il centrale, giusto? No, si chiamava Alto. Se fosse chiamato Alto.
Cetraro già pronto ad entrare in campo. Mister Tomasello a dare informazioni ancora ai suoi. Rientra adesso la Jolly sul 18-21 dopo il time out. Grande al servizio, serie del Cetraro. Ok, vediamo se abbiamo rimesso a posto la ricezione. Pallone flottante su Puntorieri. Peppe Orlando recupera. Andiamo con un Riflessi. muro. Bravo Ancora Puntoriero. Remo spinge di là la palla. Pallone facile. In bagger rovesciato poi il numero 18 del E in Cetraro. campo. Pallone in. E il Cetraro continua questa serie positiva. Sono ben 7 i punti consecutivi, Gabriele? Jolly che con i 2 elementi di esperienza in campo non riesce ad interrompere questa serie. Puntorieri, Ecco, vediamo Pugliatti. se ora è la Remo. volta no, non Copre. C'è la copertura. Il muro, riflessi, Puntorieri come può. In bagger Mercurio è costretto anche al bagger del centrale. Mamma mia. Mamma mia. Carichissimo. Non riusciamo a chiudere. Carichissimo il Cetraro. 20-21, ancora striscia positiva. Che se non mi sbaglio è più lunga di quella della Jolly in questo momento. Sì. Di quella che ha fatto la Jolly precedentemente. Forza. Inchiodata a 21. Puntorieri. Pugliatti Cimino. cerca e trova Cimino. Cimino ferma questa serie. Sul momento più bello. Riporta un break di vantaggio. Sì. 20-22. Orlando al servizio. Quindi Barreca avanti nella Jolly. Attenzione al centrale. È out. Non c'è Tocco. Barreca. Sì, Barreca. tocco di Barreca. C'è? Lui dice di no, l'arbitro fa accenno con il dito del numero 1 è Barreca. E quindi 21-22. Servizio Giglio. Cetraro, Capparelli. 4? Sì. Pugliatti sceglie e trova Remo. È la palla dove Remo con cattiveria fa insaccare con il muro leggermente staccato. Olè, abbiamo rivisto anche nel replay. Pallone che si è insaccato. 21-23. Più 1 Jolly. Pugliatti molto teso il pallone. In bagger rovesciato il numero 18 del Cetraro. Numero Poi 7 tutto. Monetta smanaccia questa palla e porta al primo set point di questo secondo set. 21-24. Soffrono la battuta di Pugliatti. Sì, l'abbiamo visto nella serie di prima. Sempre su Libero questa volta leggero. riceve bene, primo tempo spinto. Murato da Barreca. Oh, invasione. Sì. È sempre Barreca. Tocca. Annullato il primo dei 2 set point. Oh. Forza, chiudiamola. Si prepara Monetta al servizio. Cala il silenzio il palazzetto. Sbaglia Mercurio. Mamma mia, Mercurio. Annullato anche il secondo. È andato in palleggio, non capisco perché. È andato in palleggio, Renato poteva andare Era tranquillamente bassa. in bagger, sì. Un piccolo passo indietro. Come dice Lucchetta, devi aggredire la palla. Infatti adesso si è messo in posizione di bagger. Eccolo, preso di Ecco mira, qui. la prende in bagger. Forte, Remo, pallone che torna di là, è out. È out. Proteste. Non l'abbiamo Chiude vista. la Jolly 23-25. C'era stato comunque un ottimo recupero. No, dai, no. C'era? Si vede? La telecamera ovviamente non è HD, non è coperta. che si può vedere più di tanto. Ma c'è l'angolino? No, non si vede l'angolino.
No, l'angolino no, ma loro chiedevano tocco al muro, penso. No, chiedevano l'in. Ah, no, vabbè, il pallone era out. Ah, allora se si è visto. Dobbiamo chiedere a quel signore di sedersi, se no ci copre un angolo di campo. Quindi secondo set vinto dalla Jolly 23-25 con qualche difficoltà. Il replay, il signore chiede se puoi vedere il replay dell'ultimo punto. Ma il fuori non si è visto solo se ci fosse stato un po' il tocco al muro. Tocco al muro. Ah, la tocca al muro? Tocco al muro, no, in teoria qua che si vede no. Quel che si è visto, lo posso rimandare, vediamo. Eccolo qua. A me sembra di no il tocco al muro. No, la rete non si muove. La rete non si muove. La rete non si muove proprio. No, la rete non si muove. È ferma, quindi non c'è stata. Giustamente ci chiedono a tutti noi. Sì, non abbiamo... non siamo la RAI. Siamo in Serie C e quindi non c'è il check. Non siamo la RAI, mi dispiace. Siamo poi tra l'altro in Serie C, Renato, non c'è il check. Non c'è. (23-25), secondo set chiuso dalla Jolly 5 Frondi, mentre il primo è finito 19-25. E quindi Jolly avanti di 2 set qui a Cetraro. Siamo in diretta al Palazzetto dello Sport Giordanelli, la seconda giornata del campionato Serie C. Jolly che viene, vi ricordiamo, dalle 2 partite vinte in Coppa Calabria e quindi all'accesso matematico alle fasi finali. Si deve giocare ancora una terza partita di Coppa Calabria che era stata rimandata per maltempo alla Lamezia, rinviata. Poi scorsa settimana ha giocato in casa contro Volley Paola, ha vinto 3-0, quindi 3-3, adesso a caccia della quarta vittoria su 4 partite. Squadre già pronte a rientrare in campo mentre il secondo arbitro sta controllando ancora qualcosina. Vi ricordiamo intanto di condividere la diretta, di passare dalla nostra pagina Facebook e dalla nostra pagina Instagram, di seguirci sul nostro sito www.edicolodipinuccio.it. avete tutti i link in descrizione al video. E per chi la stesse guardando dal sito può tranquillamente andare sui rispettivi social, basta cercare Edicola di Pinuccio e ci trovate. 2-0 di set, squadre di nuovo in campo. Batterà la Jolly che parte con Remo al servizio. Si parte, terzo set. Remo parte con la spin, spin tenuta bene. Tacco da posto 2. Di Capparelli, buona azione Gabriele. Sì. Ottima costruzione del Cetraro, abbiamo visto un'ottima risposta sulla spin di Remo, poi anche l'attacco di Capparelli molto buono che adesso va al servizio, pallone flottante su Puntorieri, tacco centrale di Barreca, recuperato e rimesso nel campo della Jolly con un bugger. Civino cercato, tocca il nastro, si salva, attacca Capparelli, c'è Puntorieri.
Pugliatti sceglie e trova Varamo, pallone recuperato con il piede, ma Sì, tocca a terra. tocca a terra, ma l'arbitro non ha messo No, ma non secondo stava il braccio. gridando contro l'albero, ma contro Pugliatti. Dice l'avevo presa. Non stava protestando Remo. Varamo non benissimo, Pugliatti costretto a rincorrere il pallone, È Varamo out. attacca, non c'è tocco, 3-0 per la squadra di casa. Comunque stessi 6 iniziali in tutte e due le squadre. Nella Jolly ritorna Varamo, come abbiamo potuto notare, al posto di Mercurio. Dai. Murato Cimino, Ha tentato un pallonetto, ma il muro era alto. Vabbè. 4-0. Altra serie positiva del Sì. Cetraro. Se non mi sbaglio, no, prima era con Grande al servizio, adesso c'è Capparelli. Vi saluta Orlando Senior. Pugliatti intanto rimanda di là. Attacco dal C'è posto un 4 di tocca a del numero muro. 7. Capparelli ricercato, tocco del muro. Pugliatti come può verso Varamo. Bravo. Bravissimo. Bravo Varamo. Non poteva fare altro che spingere quella palla Sì. sul muro, il numero 14 Giglio. Mani out. Primo punto della Jolly. Bravo il nostro Giacomino, cresciuto nelle giovanili della Jolly. L'anno scorso è stato convocato anche in prima squadra nella Serie B e adesso è titolare nella Serie C. Tanto l'attacco, Dai! ancora il numero 4 Capparelli in difficoltà la Jolly. Non bisogna fermarsi, bisogna andare sulla palla. Capparelli però l'ha piazzata bene. Monetta al servizio sul 5-1. Out. Lascia sfilare Remo. Sì. La legge molto bene. 5-2, può respirare la Jolly. Cimino al servizio. Ricevuta bene. E schiaccia. Fatto benissimo. Giglio. Sì. Ha mandato in controtempo tutta la Jolly. L'ha proprio schiacciata. Schiacciata. Nonostante era messo laterale, non era nemmeno messo a faccia avanti. Varamo. E in campo furioso. Orlando furioso. Palla lunga. Tutta il Cetraro sulla linea dei 3 metri. Mi è piaciuto comunque il gesto tecnico di Giglio di prima. Giacomo Varamo al servizio. Hanno sistemato la ricezione. No! No, da un lato ma anche dall'altro, insomma. Ci regalano questa palla, il numero 4 Capparelli. Oddio. Si chiama, intanto è rientrato Varamo? Ale. No, è rientrato. Sì, doppio libero. È sulla linea, campo è della sulla Jolly. linea, sulla linea. Sulla linea. Settimo punto per il Cetraro, sì, doppio libero, dicevo, della Jolly, con ricezione di Puntorieri, difesa di Santa Croce. Mentre nel Cetraro è dall'inizio della partita che si fa il doppio libero. Remo attacca. Proprio all'incrocio della linea di 3 metri. Gabriele, Sì, molto sfila al stretta. lato del libero Candente. Non era facilmente leggibile questo attacco di Remo, molto bravo. Orlando al servizio.
pallone flottante su Candente, non ci va il Nessuno. numero 14 Cilento, Renato Cilento è lento, no? Non riesce a leggere questa ricezione di Candente. Ovviamente si scherza. Cevuto, poi Giglio in bagger, Remo attacca, c'è il muro E c'è invasione. sì, invasione del muro. Ed è il riaggancio della Jolly, 7 pari. Candente ha ricevuto, poi l'attacco con un'ottima costruzione del Cetraro, 8-7 il punteggio, passa nuovamente in vantaggio la formazione di casa. Servizio di Monetta, ricevuto in bagger da Remo, si propone proprio Remo all'attacco, tenuto bene in gioco difesa. Candente, poi in bagger, free ball per la Jolly, attacco centrale, Barreca, 8 pari il punteggio. Pugliatti. Parata, sì. Out. Poi l'attacco. C'è tocco? C'è tocco? A me non è sembrato... Ah, si corregge l'arbitro, si corregge. No, non si è corretto. No, si è accusato Cimino. No, perché poi ha fatto segno del tocco. Boh, vabbè. 9-8, avanti Cetraro. Al limite. Puntorieri. Stacca Cimino, molto bravo in questo attacco. Giglio sceglie posto 2. E c'è invasione. Muro, sì, invasione del muro. Avanti di 2 Cetraro. Break. Time out. Chiesto da Tomasello. Eh sì. Dieci 8, ha chiesto time out il coach Tomasello, spiega gli errori ai suoi ragazzi. Abbiamo visto inquadrato. E ancora Cetraro, grande al servizio, grande che ha fatto male lo scorso set con questa rotazione alla Jolly. Puntorieri, Pugliatti, Remo, tocca Giglio e non riesce a tenere in gioco il pallone. Nono punto della Jolly, 10-9. Guarda chi c'è in campo. Santa Croce ovviamente è libero di difesa. Scende questa palla. Dieci pari. Candente cerca di prendere il pallone, non ce l'ha fatta. E ancora Orlando, sempre su Candente. Giglio in bagger rovesciato. Tocco del attacco. muro. Forza, muoversi da dietro. Sì, infatti Potevano andare sia Pugliatti sia Remo. Si sono guardati tutte e due. Remo ha fatto la finta. Capparelli. Pallone flottante su Puntorieri. Buono. Pugliatti. Cimino, buona la palla di Cimino.
Che cosa ha chiamato 4 l'arbitro? come 4 se l'ha? Come 4 se No, l'ha, no, se l'ha 4 toccata? proprio no, 4 Se proprio l'ha no. toccata, quale 4? Questo è inesistente proprio. Questo è inesistente L'ha proprio. schiacciata. Ha schiacciato, l'ha toccato il muro. Poteva essere accompagnata al massimo, faceva più figura a chiamare accompagnata Vabbè. l'arbitro. 12-10. Varamo. Poi Cimino, tocco del muro, mani fuori. Si vendica Si Cimino. vendica, sì. E quindi 12-11. Barreca al servizio per la Jolly. Batte troppo corto. Si è sentito dal rumore che ha fatto il pallone. Tocchetto leggero che va a finire sulla rete da parte del centrale 5 Frondese. 13-11 al servizio. Monetta. Su Remo, messo in difficoltà. Puntorieri in bagger. Varamo. Vai, dove vai? Smanaccia Varamo. Non è in forma quest'oggi, Non è in forma. 14-11. Pallone completamente out. Viene chiamato Mercurio. Esce Varamo. Ed entra Mercurio. Giacomino deve imparare a stare calmo, Renato. Quando sbaglia lui si arrabbia troppo. 14-11. Ancora Monetta su Mercurio. Cercato e trovato Cimino. Tocco del muro, non ci arriva Candente. Ed è 14-12. Al servizio per la Jolly il capitano Claudio Cimino. Cambia lato di battuta. Abbatte su Candente, sbaglia. Pugliatti, Santa Croce in bagger verso Mercurio, molto forte e molto bravo, d'esperienza. 14-13, ottima lazzata in bagger del libero Santa Croce. Che è risultato proprio come se avesse fatto lui punto. Si asciuga il campo dalla parte del Cetraro. E c'è time out pure. Chiesto all'ultimo secondo da coach Tundis, Giuseppe Tundis, coach del Cetraro. Rientrano in campo le squadre sul 14-13. Salutiamo tutte e 54 le persone collegate. Sbaglia Claudio Cimino ed è più 2 del Cetraro, 15-13. C'è un cambio nel Cetraro, cambia la battuta, Sì. entra il numero 1 Ricco Ed esce numero 18 Buttazzo. spin, si ferma sbaglia sul nastro. Quindi 14. Ricco era entrato proprio per il servizio. E c'è Mercurio al Si servizio chiude, per si chiude il cambio nel Cetraro, quindi rientra Buttazzo che lascia posto al libero Candente
Mercurio al servizio per la Jolly. Out anche il suo. A colpi di out. E quindi di nuovo avanti di 2 Cetraro, 16-14. Più 1. Mercurio riceve, Bugliatti attacca Remo, copre Mercurio. Attacca di nuovo Remo, fortissimo con il piede, pallone recuperato e poi l'Orlando Furioso Bravo. mette a terra. 16-15, ma è stato bellissimo il recupero nel campo del Cetraro, Renato. Non me ne ero neanche accorto. Infatti, un pallone molto veloce di Remo, tocca Giglio se non mi sbaglio con il piede e pallone che torna nel campo nella Jolly. Poi la Jolly ha tutto il tempo per costruire, perché era sbilanciato in avanti il Cetraro, e lo fa con il suo centrale. Candiloro scivola, prende prima con le braccia, poi con la faccia. Ma scivola chi? Il Scivola libero? Candente. E quindi è cadente. Cadente, giusto. 16 pari, riaggancia la Jolly con il suo centrale Orlando, 2 punti di fila. Ancora su Candente, preso di mira. Scelto il primo Out. tempo out. Out, è out, Tocco. è out, è out. Tocco, ha chiamato tocco del numero 1, sempre Barreca. All'arbitro sta antipatico Barreca, mi sa. 17-16. Vabbè. Ma io Prendiamo sinceramente nota. non l'avevo visto. Servizio di Cilento su Remo. Pugliatti, Remo che riceve, attacca, tocca il numero 7 Monetta e manda in controtempo tutti e riaggancia la Jolly. 17 pari, gara che si fa molto calda in questo finale. Pugliatti. Coperto Candente. Ottimo Pugliatti, Santa Croce mamma come mia. può, duello aereo, copre Cimino. Pugliatti doppia. Era un po' sbilanciato Pugliatti, era sbilanciato. 18-17 per il Cetraro. Grande al servizio. Fa una grande battuta. Bello. Oh, Remo quasi come un centrale. Butta giù questo pallone e riaggancia la Jolly. 18 pari. È proprio Remo ad andare al servizio, non la forza. Giglio costruisce da posto 2. Santa Croce recupera il pallone. Remo in bugger rovesciato. Costruzione. Primo tempo, ci ha provato Santa Croce a tenerla in gioco, non ce l'ha fatta dopo il grande recupero di prima. 19-18. Ottimo primo tempo da parte del Cetraro. Stiamo assistendo ad una bella partita, Renato. Rispetto alle altre che abbiamo visto, questa è la più movimentata, la più competitiva fino ad adesso. Capparelli al servizio, pallone flottante, riceve bene Mercurio, cercato Cimino. È in campo. In campo? Inversione. No, era out. Era out, non l'ho vista. Manco questa. 19 pari, a punto Dai, il replay? le due squadre. Sì, ho il replay. Dalla telecamera L'ho sì che è più fatto. alta di me, io sono coperto. Cambio nella Jolly, esce Barreca ed entra l'altro centrale, Peppe Fazzari, al servizio. Eccolo qua. Un altro dei ragazzi cresciuti nel vivaio della Jolly. Giglio sceglie posto 4. Pugliatti sceglie Mercurio, pallone out. Ha cercato il pallone all'esterno del muro, sulla sinistra del muro del Cetraro, ma stringe troppo e va out.
20-19. Avanti di nuovo la squadra di casa, che adesso va al servizio con Monetta. Pallone flottante, out. Molto flottante. Ed è 20 pari. Continuano a punto le due squadre. Cimino al servizio per la Jolly, flottante anche per lui. Giglio, posto 4 di nuovo, monster block. Orlando furioso, 20-21. Per Orlando, ricordiamo, sta giocando contro il suo Cetraro, lui che viene proprio da Cetraro. Primo tempo, copre Cimino, attacca Mercurio, muro, peccato perché Remo ha fatto un gran bel tuffo. 21 pari. Renato, sei un po' in confusione, come ti vedo con la telecamera. Infatti avevo mandato il replay, non c'era il tuffo. Servizio Cetraro, Pugliatti sceglie Mercurio, Murato, altro monster block. 22-21. Si scalda il palazzetto. Siamo in zona calda ormai. Sì. Cambio Renato, rientra Varamo, esce Mercurio. Vediamo se Varamo si è rinfrescato un po' le idee e prende posizione il giovane Varamo, classe 2001. Ma sono tutti giovani, quindi è inutile che dico il giovane Varamo. Pallone molto corto. Orlando, Pugliatti costretto a rimettere il pallone di là. Tacco del numero 4 Capparelli, mette a terra e si avvicina al set il Cetraro. 23-21. Pallone che è caduto davanti a Cimino, se non mi sbaglio. Cimino che non si è chiesto il secondo time out, terzo in tutto di questo set, secondo di coach Tomasello, Giacomo Tomasello. Uno invece, se non mi sbaglio, dalla parte del Cetraro. Ecco inquadrato il 5 Frondi. (2-0) di set per la Jolly 5 Frondi, 23-21 per il Cetraro in questo terzo set. Sono le 18:22 e siamo in diretta qui da Cetraro. Buttazzo al servizio, non salta ma è molto teso il pallone. Bravo Varamo a ricevere, attacca pure ed è bravo a trovare la testa del muro. 23-22. sempre stesso Giacomo Varamo al servizio. Pallone flottante, ricevuto molto bene. Primo tempo, Murato, sì, da Peppe Orlando. Attacco, bravo Varamo a tenere in gioco il pallone. Remo chiamato in causa, non ci arriva Santa Croce e si va al 24-22. 2 set point a disposizione del Cetraro, con Giglio, il capitano, al servizio. Puntorieri in ricezione per la Jolly, riceve Varamo. Remo attacca Murato, Puntorieri. Tocco leggero di Remo. Sì, tutta la discesa del muro con un pallonetto alla sinistra del muro stesso. Time out. Lo usa in questo momento il coach Cetraro. Tundis. Sì, per
dare indicazioni su questa ricezione e attacco, Gabriele. Vedremo come se la giocherà Cetraro, perché adesso al servizio c'è la Jolly a caccia del 24 pari. Per la prima volta in questo match al set point il Cetraro. Per la seconda volta. Sì, seconda, vabbè. Senza contare Per il la prima primo volta annullato. nel match. Sì. Per la seconda Che volta arriva nel 24. match, dilla come vuoi, ma sempre a due. Orlando. Vediamo se sarà furioso. Ricevuto bene, Giglio attacca, primo tempo tenuto in gioco e esultano tutti alla grande. 25-23, si chiude anche il terzo set. Cetraro che si è svegliato proprio alla grande, Renato. Sì. E mette nei guai la Jolly. Conquistando un set, quindi Jolly che perde il primo set dopo 4 partite. Due a 1 per gli ospiti. Ci risentiamo tra poco perché ho parlato tantissimo in questo finale di set. Fischia la coppia arbitrale composta da Mazza, proveniente da Gimigliano, e Donato, proveniente dalla Lamezia. Squadre di nuovo in campo. Renato controlla se ci sono gli stessi numeri iniziali. Chi ce l'ha? Una cartellina più, Gabriele. I nostri sono sempre gli stessi, la 16, 14, 18, 11, c'erano pure prima. Giglio, Okay. Monetta, Buttazzo, Grande, Cilento e Capparelli nel
Guarda che è passato, guarda. Oh, in mezzo alle travi di nuovo. È lunga, dai. Out. Peccato, è passato in mezzo alle travi. 2 volte. Ecco, vi faccio vedere le travi come sono. Ha attraversato il campo 2 volte. Una bella botta di fortuna. Sì, 1-0. questo è il lato B. 1-0 Cetraro. Varamo riceve Pugliatti e attacca, out Remo. 2-0 per i padroni di casa, proprio come nel primo set. Nello scorso set. A servizio grande, se non mi sbaglio, o Buttazzo. Riceve Puntorieri in bagger, poi Pugliatti, tocca il muro del Cetraro sull'attacco di Remo. C'è il 2-1. Difficile il recupero dopo la deviazione del muro del Cetraro. Pugliatti al servizio. +1. Non benissimo la ricezione, buona l'alzata, Puntorieri copre Pugliatti verso Remo, out. 2 mani out di fila per la Jolly 5 Frondi, che ritrova la parità a 2 pari. Pugliatti ancora, tesa, Questa volta tocca la trave, sì. Questa volta Monetta non è fortunato come l'alzatore Giglio e la palla finisce Monetta arcate. si era posizionato male con le spalle Monetta, pallone che schizza via. 2-3. Monetta riceve, out, sì. L'attacco di Capparelli, quarto punto della Jolly, avanti di 2 e chiede time out Subito? subito, sì, chiede subito time out il coach Tundis. 2-4 il punteggio qui a Cetraro. È già pronto ad entrare in campo Elio Volley Group. Chi? Elio Volley Group Cetraro. Il nome completo, anzi Don Russo Volley Club Cetraro. Allora ora ci siamo. 2-4 il punteggio. Pugliatti ancora al servizio, molto teso su Candente, Prende molto forte l'attacco, sì. Non ce la fa a tenerla viva Pugliatti e accorcia di nuovo le distanze. Cetraro 3-4. Che adesso va al servizio con il suo opposto Capparelli. Pallone flottante su Varamo, attacca fortissimo. Arriva Remo in volo. Picchia forte sul muro, mani out. 3-5. Jolly al servizio proprio con l'autore del punto, Remo. Oh, Candente sbaglia ancora. Ed è ace di Remo, 3-6. Ma sbagliò, non c'è più il doppio libero nel È a riposo. Cetraro. Ruggero. Sta giocando solo Candente. Pallone ricevuto non bene, alzata in bagger rovesciato di Giglio. Pugliatti sistema verso Varamo. Bravo, bravissimo Giacomo. Si coordina Giacomino. Sì, ha fatto un ottimo gesto tecnico. 3-7.
Ancora Remo per la Jolly, ancora flottante, corto su Candente, pallone che cade nel campo della Jolly, Pugliatti con una mano. Dai, mandala di là al limite, no? Sì. Ormai era una free ball, Gabriele. Era una free ball, sì, ricevuta non bene da Puntorieri. Op. Ace, sporco, sì. sporco, con il tocco del nastro, e quindi 5-7. Stavolta non trova il nastro, ma è brutta lo stesso la ricezione, e free ball con Cimino. Attacca il numero 7 del Cetraro, poi alzata in Bagher, diremo molto male, bravo Varamo, fa invasione, non è stata ravvisata. No, l'arbitro ha chiamato un'invasione sul muro del Cetraro, ma comunque c'era un money out di Giacomo che ha raddrizzato una palla che era molto lunga. Cambio al servizio, esce Barreca e fa il suo esordio. Entra il Raffaele giovane Zangari. Esordio anche per lui in Serie C. Anche lui nel vivaio della Jolly. Attacco centrale. Provano a tenerla in gioco Pugliatti e poi Zangari. Non ce la fanno. 6-8. E si chiude il cambio. Quindi esce Zangari. Ed entra di nuovo Barreca, che lascia il posto a Puntorieri. Ma comunque abbiamo visto una buona battuta di Zangari. Buttazzo. Attacco fortissimo del attenzione. Orlando Furioso. Pallone rigiocato. Pugliatti all'indietro verso Cimino. Pallone che non viene recuperato. Ovviamente non riuscivamo a guardare da qua su. Sì, fin dove si è potuto. È spuntata pure la mia testolina. 6-9. Pallone alla Jolly con Cimino. Attacco da parte di Muro, c'è di nuovo invasione. Di nuovo. Sì. Troppi errori al muro della Jolly. Avessimo avuto gli scout un'occhiata gliela davo, gliel'avrei data ai dati. Pugliatti ha cercato l'attacco centrale di Orlando, costretto al Bagher, alla free ball. Il Cetraro, fortissimo Varamo, gli rimane là la palla. Sì, ha tentato. Era molto forte l'attacco di Varamo. Dopo il tocco del compagno di squadra, Candente non riesce a rialzare il pallone. Ha fatto pure doppia. 7-10. Varamo al servizio per la Jolly. La sua ottima flontante su Candente. Primo tempo molto debole. Puntorieri, e si insacca di nuovo questa Remo. Schiacciata di Remo. Stavolta c'è stato l'urlo di Remo. Faremo anche lì www.remo.it. 7-11 il punteggio. Renato però che alzata di Puntorieri. Sì. Molto bravo il libero della Jolly. Io pensavo alzasse dalla parte di Cimino, sai, da come. Guarda cosa sta facendo però. Giglio, Sì. Remo di nuovo. E buca il parquet. Ruba il parquet. Remo. Bravissimo a salire il più possibile, a scavalcare il muro, mette giù cosa? Mette giù cosa? Scarica un carico di lavatrici. Ecco. 7-12. Formazione? Si lamenta Tomasello di qualcosa, non ho capito cosa. Non ho capito cosa. Cimino a colloquio con l'arbitro, anche l'altro capitano Giglio a colloquio, 2 capitani sotto il seggiolone dell'arbitro. C'è qualcosa che non va nel Cetraro, mi sa, perché prima ha protestato
il coach della Jolly, poi i due capitani a colloquio. 7-12 Varamo, sempre su candente. Gio sceglie l'alzata all'indietro, tenuta bene da Cimino. Pugliatti sceglie proprio out, Cimino, Cani. attacca, Come? Out? out, ha toccato l'asta, Ha toccato evidentemente. l'asta. Io nella telecamera non l'ho visto. Ma com'è possibile l'asta? Boh. Se è stato dato out, l'unico è All'asta, sì. Al servizio per Cetraro Monetta. Pallone tesissimo, arriva Puntorieri. Pugliatti, pallonetto. Remo, sempre più protagonista in questo attacco della Ha Jolly. visto che non c'era copertura del Cetraro e ha fatto subito il pallonetto Gabriele. Orlando al servizio, si prepara. Orlando furioso, pronto al servizio. Qua a fianco a noi suo papà a riprendere questo servizio su candente. Attacco primo tempo, la copertura è dello stesso Orlando. Remo recupera in bagger, pallone lungo poi. Di nuovo ci Ancora riprova primo il tempo, Dai. scavalca il muro di Barreca e il pallone cade dove? Sì. Dove non c'è nessuno, cade Con un tocco leggerissimo. nel cerchio della Jolly, è caduto, guarda. 9-13 il punteggio. Renato gira la cam. Sì, Grazie. stavo scrivendo. Ricevuto da Varamo questo servizio, la lunga Ha cercato Remo. una palla lunga questa volta Remo. In bagger grande se non mi sbaglio, colpo su di Cimino, attacca Remo, facile lettura, ancora il numero 18 del Cetraro, non l'alzatore, sempre in bagger. Pugliatti all'indietro verso Cimino, molto forte, free ball Jolly, recuperata anche questa. Barreca l'ha sprecata, Barreca ancora in bagger, stavolta Pugliatti si affida a Remo. Un C'era altro, un'invasione l'ennesimo al recupero. muro, In bagger, sempre il numero 18 del Cetraro. Bravo. Attacca Bravo. stavolta forte Remo. Bella. Chiude questo lungo scambio tra le due squadre. Il rally. Come si chiama Gabriele? Una fast? O No, una fast- quick questa? Questo è attacco veloce e centrale se non mi sbaglio. 9-14. No. C'è la C e la doppia C. La doppia C è l'attacco lungo centrale, la C è l'attacco Cosa? proprio centrale. O 7. Salute a C, ma non... Quanto siamo? Mi sono perso. 9-14. 9-14. Ovviamente siamo il giorno dopo dell'argento delle azzurre ai mondiali. Attacco molto forte del numero 11 Cilento. Eri fermo con la cam? Sì. Eri fermo con la Ero cam. fermo. Dov'ero? 10-14. Al servizio Capparelli. Pallone su Varamo da 4 in 4. Cimino trova il money out, Gio non riesce a mettere a terra il pallone. 10-15. Avevo detto da 4 in 4 perché c'era il 4 del Cetraro in battuta e ha ricevuto Varamo, Remo al il numero servizio. 4 della Jolly. Candente sbaglia la ricezione, costretto alla free ball Cetraro. Remo, Pugliatti, Cimino, Murato. Remo, Pugliatti, Cimino, Murato. Out. E pallone out. Abbiamo visto 2 volte la stessa azione. 10-16. Molto ricercato Cimino da Pugliatti. Molto teso Remo. Tacco molto forte, c'è Puntorieri, costretto al bagger Remo. È in campo. Varamo è stato murato. Non si deve preoccupare Varamo. Non si c'è, deve non c'è. preoccupare.
11-16 al quarto set. Servizio su Remo. Maramo stavolta sceglie e trova il pallonetto. Questa volta in tuffo c'era Capparelli, ma autocopertura del muro che lancia la palla a fondo campo. Arrivano i complimenti dalla tribuna per Giacomo. Anselmo Barreca al servizio. Con la sua palla flottante vedremo chi punterà. Out. Punterà al fondo campo, punterà. 12-17. Buttazzo, Remo, primo tempo Orlando di Orlando. Furioso. Ottima costruzione della Jolly. Riceveremo poi Pugliatti, bravo a trovare. Mi dimentico di guardare il monitor, seguo la partita. 12-18, Cimino al servizio per la Jolly. Pallone flottante, non la forza nemmeno lui. Primo tempo di nuovo, sempre lì. È sempre là, sì. Sempre in discesa, ritarda il colpo e supera il muro con un tocco leggero, la fa cadere dove non c'è difesa, non c'è copertura. Infatti, Cetraro sta facendo solo punti in questa maniera, Renato. Non riescono a fermare Giglio, questo primo tempo. un lungo linea. Attenzione, recupero di Remo. Pugliatti, free ball. Oh, sfruttata malissimo. Si ribalta la pipe di Remo col tocco del muro. Un'ottima pipe del giovane Remo. Giovane Renato. del piccolo Remo. Renato. Detto pagaia, ho capito. Sono state belle le urla dei www.remo.it, dei tifosi, della panchina, dei giocatori nel quadratino di riscaldamento per questa meravigliosa pipe di Remo. Attacca. Difesa di Remo. Remo ci riprova, tocco del muro, libero. Candente. Out. Non c'è il tocco del Non muro. c'è tocco. Non c'è tocco. Non protestano nemmeno più di tanto i giocatori del Cetraro. Comunque, time out chiesto da coach Giuseppe Tundis sul 13-20, sotto di 7 Cetraro, dopo che aveva iniziato alla grande questo set. Vi ricordo intanto di passare dalla nostra pagina Facebook, dalla nostra pagina Instagram, sul nostro sito www.edicoladivinuncio.it. Condividete il video della diretta. Rientrano in campo le squadre. Pronto al servizio Varamo. Centrale di nuovo, ma questa volta era bassa. Sì. E il giochetto non è riuscito. Grande, commette il grande errore. Era un po' più bassa. Però siamo sempre impreparati su questo, sul centrale. Sì. 13-21. Vediamo se ci riprovano, no? Muro. Grande difesa di Giglio. Hop. Pallone che torna nel campo del Cetraro, regalato ancora nel campo della Jolly. Free ball. Remo, un attacco all'Angapet. Sì, all'Angapet, vero? Bravo Remo. 13-22, rivediamo anche il meraviglioso gesto tecnico di Remo
stato davvero bravo. Giacomino di 13-22. nuovo al servizio. Lunga. Flottante. Sì. Oh, Oh, l'hanno recuperata. sì. Forte. Remo. Sul muro. Remo. Sempre lui. A prendersi in mano la Jolly. 13-23. Più 10. Più 10. Non c'è più il Cetraro dello scorso set. Ha chiesto una cortissima. cortissima. Non c'è Non invasione. passa. 4. È un ace Giacomino che ha fatto. Eccola qua. E sono Op. 11 i match point a disposizione della Jolly. Vediamo un po' di pubblico che comincia a lasciare la tribuna. Stavolta non corta. 1, 2, un Muro. muro. Candente copre. Gio sceglie l'attacco da posto. Difesa, 4. puntoriero. Op. E pallonetto, Bravo Remo comunque. Pipe. una pipe. Puntorieri la tiene. Pugliatti in Remo. bagger. Ancora Remo fortissimo. Remo, Peccato. Muro è in campo. 14-24. Peccato perché Remo ha davvero caricato alla grande. Ha Guarda caricato, qua, guarda. però le mani erano Ben composte, sì. ben posizionate, quindi non ha funzionato il mani fuori e la palla violentemente è partita verso fondo campo Jolly, dove non c'era l'opportuna protezione. Monetta al Ecco. servizio su puntorieri. Remo Pugliatti, Remo. Lo stesso capitolo della Jolly. si insacca. Pallone recuperato, rimandato di là. Attacco da posto 4. Cioè difesa di Cimino. Puntorieri. Remo deve solo Oh! ma purtroppo Murato è dovuto